Leggiamo in Prima Pietro, leggeremo un verso del capitolo 4 di Prima Pietro, è precisamente il versetto 7 del capitolo 4. E poi leggeremo il capitolo 5 dal verso 6 fino alla fine. Amen? Amen. Quindi Prima Pietro capitolo 4 dal verso 7 e poi capitolo 5 dal verso 6. A Dio sia la gloria. Inizio a leggere. La fine di ogni cosa è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Voglio ripetere questo versetto. La fine di ogni cosa è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Capitolo 5 dal verso 6. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Ora il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi e vi fortificherà e vi stabilirà. A Lui sia la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Amen. E poi si conclude così: per mezzo di Silvano, nostro fedele fratello, come io lo stimo, vi ho scritto brevemente esortandovi e attestando che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi. La Chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta, e così fa Marco, mio figlio. Salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore. Pace a voi tutti che siete in Cristo. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia. L'epistola di Pietro, la prima e la seconda, è una lettera che l'Apostolo scrive a tutte le chiese, non ad una in particolare. È una lettera cattolica, non della Chiesa cattolica. Cattolico vuol dire universale, per tutti, e è per noi, per i credenti di ogni tempo e di ogni luogo. Amen? È piena di esortazioni, di consigli, di incoraggiamenti. E grazie a Dio che sempre ci incoraggia, vero? Intanto come ci ha incoraggiato in questa mattina? La fine di ogni cosa è vicina. A me incoraggia, la fine di ogni cosa è vicina. Ma cos'è la fine di ogni cosa? O meglio, chi è la fine di ogni cosa? L'Apocalisse ci dice che Gesù è il principio e la fine. Egli è l'alfa e l'omega. Per far capire la prima lettera, no, dell'alfabeto greco e l'ultima lettera
dell'alfabeto greco. Egli è il principio, egli è la fine. Amen? Amen. E Pietro dice coraggio, incoraggiando la Chiesa. Coraggio, la fine di ogni cosa è vicina. Questo significa che Gesù sta per tornare, che finiranno le nostre sofferenze, vero? Quindi coraggio, resistete ancora un po'. La fine di ogni cosa è vicina, ma insieme alla fine di ogni cosa ci sarà l'inizio di qualcosa che non avrà mai fine. Amen? È un momento particolare quello del ritorno di Gesù, segna la fine, amen, di quello che è successo dall'inizio, quel peccato che il primo uomo ha fatto e di cui noi paghiamo le conseguenze ancora oggi, ma grazie a Dio, Dio ci ha dato grazia in Cristo Gesù. Alleluia! Ma da quel momento, dal peccato che ha fatto Adamo fino ad oggi, possiamo dire che le sofferenze sono frutto di quella disubbidienza. Ma coraggio, perché la fine di ogni cosa è vicina. Alleluia! E in vista di questo, siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. La moderazione e la sobrietà, oggi più che mai, sono qualità che devono appartenere al credente. La moderazione, Dio ci aiuta ad essere moderati in ogni cosa. La moderazione è una bellissima qualità. L'equilibrio, equilibrati in ogni cosa. Così ci vuole il Signore. Sobri, svegli. Più che mai oggi siamo chiamati ad essere svegli e a non addormentarci. Sto parlando in un senso spirituale, perché possiamo anche addormentarci spiritualmente parlando. È vero? Ma il consiglio che dà Pietro è coraggio, la fine di ogni cosa è vicina, non disperate, siate moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Gloria a Dio. Voglio fare mio questo consiglio. Anch'io ho bisogno di essere moderato, sobrio e dedicarmi alla preghiera. Alleluia, vogliamo dedicarci di più alla preghiera. Non trascuriamo la preghiera. Amen. Alleluia, presentiamo ogni cosa in preghiera. Alleluia, e dopo che presenti tutto in preghiera, stai sereno. Amen. Perché come dire, quello che dovevi fare, lo hai fatto. La tua parte l'hai fatta, l'hai data a Dio, il tuo peso. Adesso, come conseguenza, devi fidarti di Lui. Egli ti darà le opportunità, le risposte, ti farà comprendere. Amen? Alleluia, perché sei sveglio, sei moderato, sei sobrio. Solo così puoi comprendere la voce di Dio, la volontà di Dio. Amen? E stando in preghiera si ha affinità con la presenza di Dio. Amen? Amen. Alleluia, lo si comprende in un modo profondo e impariamo ad essere più fiduciosi e a non disperare. Il credente non deve essere disperato. Siete d'accordo? Amen. Perché la speranza di Dio è in lui. È vero, l'amore di Dio lo ha conosciuto, sa che Dio è fedele. Amen? Quindi un credente disperato è un credente che non ha fede, non è che ha poca fede, non ha proprio fede. Mette in dubbio l'amore di Dio verso di Lui e ciò non è possibile. Amen? Noi crediamo in Dio, vero? Amen? Amen. Alleluia! E quando sei in preghiera, diglielo al Signore. Padre, io credo in te. Padre, io credo nel tuo figliolo Gesù. Padre, io credo nello Spirito Santo. Alleluia!
io so che tu non mi lascerai e non mi abbandonerai. Amen? Amen. La gioia del Signore è la mia forza, abbiamo cantato, è tutto collegato. Alleluia, vogliamo avere la gioia del Signore in questo, credere che la fine di ogni cosa è vicina, tutto finirà, tutto passerà. Amen? Amen. Noi andremo con il Signore, avrà una fine e ci sarà un nuovo inizio, l'inizio della nostra eternità. Alleluia, con il Signore, con il Creatore. Amen? Alleluia, gloria a Dio. Poi abbiamo letto, abbiamo saltato e abbiamo letto capitolo 5 versetto 6, dove Pietro dice sempre alla Chiesa: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio. Amen. Guardate che quando faccio una pausa è perché voglio sottolineare quello che ho detto prima, per dare modo a noi tutti di riflettere. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio. Siamo sotto la sua mano. Alcuni vogliono stare sopra la mano di Dio. No, sotto la mano di Dio. Accetta la volontà di Dio in silenzio e senza obiezioni. Umiliati al Signore, sia fatta la tua volontà, Signore. Io sono qui per servirti, Signore. Amen. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo. Gloria a Dio. Gettando su di Lui, questo è importante, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Amen. Amen. Sai, posso dubitare di tutto e di tutti, ma io credo alla parola di Dio. E se io e tu stiamo leggendo insieme Egli ha cura di voi, io credo a questa parola. Amen. Perciò voglio dire, oh cuore mio, sta calmo. Quando ci agitiamo, cuore mio, sta calmo, sta sereno, sta sicuro in Gesù. Amen, gloria a Dio. Gettando su di Lui, no? Dando, il termine è molto più, ha una consistenza più forte, no? No, dando a Lui, gettando su di Lui, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione. Insomma, vivi sereno, caro fratello e cara sorella. Amen. Stiamo sereni nel Signore. Alleluia. Ancora ripete il consiglio: siate sobri, vegliate. Amen. E il Dio ci dia grazia di stare sobri e di vegliare. Come? Alimentandoci nella parola di Dio, nella preghiera, nella ricerca dello Spirito Santo. Per chi non è ancora battezzato nello Spirito Santo, io non smetterò mai di incoraggiarti a cercare il battesimo nello Spirito Santo, e per quanti lo abbiamo ricevuto c'è ancora di più. Ancora, Signore, dammi ancora di più. Ma già sei stato battezzato nello Spirito Santo, e voglio ancora di più. Una parte doppia, Signore. E dopo che ricevi la parte doppia, di più, Signore, una tripla parte. E ancora di più, Signore. Dio è infinitamente grande, potente e buono. Amen? Amen. C'è molto di più. Alleluia. Non accontentiamoci degli sprazzi, degli spruzzi, di quell'acqua che quando c'è caldo può darci un leggero refrigerio. C'è molto di più. Amen? Amen. Quando fa caldo c'è un climatizzatore potente che non consuma energia. Il Signore ristora i nostri cuori. Amen? Alleluia. Quindi siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, cara Chiesa, hai un avversario. Il vostro avversario
virgola, il diavolo è lui il nostro avversario. Va attorno come un leone ruggente. Dà l'idea di come sia feroce nel suo intento, come un leone ruggente cercando chi possa divorare, vuole continuamente farci del male. Ma se il diavolo è un leone ruggente, c'è il leone che combatte per noi, il leone della tribù di Giuda, il cui nome è Gesù. Alleluia, ma siamo chiamati a resistere, alla resistenza. Gloria a Dio, perché? Perché lui continua sempre a farci del male. E dopo aver pensato qualcosa, subito appronta un'altra cosa, no? Perché sa che Dio ci aiuterà. E allora andiamo alla prossima, mi trovo avanti. Lui è sempre pronto a farci del male. Ecco perché siate svegli, siate sobri, vegliate, non abbassate la guardia, insomma, perché il diavolo non si stanca di girarci attorno e quando vedrà la pausa da parte nostra è lì che lui interviene e ci attaccherà con tutte le sue forze. Ora l'incoraggiamento, l'esortazione che dà Pietro è: resistetegli, state fermi, voi non potete fare nulla, potete solo stare fermi, ma stare fermi nella fede significa non stare fermi senza combattere, come dire fammi tutto quello che vuoi, no? Stare fermo nella fede vuol dire credere pienamente nella potenza di Dio che è in noi. Amen? Stando fermo nella fede, io credo alla parola di Dio, so che Dio è più forte, mi aiuterà, mi ama. Amen? Alleluia. Resisteteli stando fermi nella fede, sapendo che come soffri tu, soffro io. E tutta la Chiesa sparsa per il mondo soffre, è in travaglio. Amen. Tutti i figli di Dio siamo in travaglio. Siamo in un continuo combattimento. A volte, grazie a Dio, splende il sole, c'è la quiete, ma subito viene la tempesta, subito la guerra, di nuovo un altro combattimento. Questa è la nostra esistenza terrena. Dobbiamo resistere, combattendo nella fede, per la fede, credendo in Gesù, nella sua parola. Amen. Sarà Lui che dopo che avrete sofferto per breve tempo, sarà Lui che vi renderà fermi, vi fortificherà e vi stabilirà. Amen. Alleluia, sarà Lui che ci aiuterà. Noi vogliamo fare la nostra parte, vero? Quella è la nostra parte, continuare a essere nelle vie del Signore, continuare a non mollare, non gettando la spugna, continuare a resistere, credere nella sua parola. Questa è la nostra parte che possiamo fare. Il resto lo farà il Signore, Lui ci renderà forti. Amen? Lui opererà dentro di noi, vi stabilirà. A Lui sia la potenza nei secoli dei secoli. Amen, dice Pietro. Gloria a Dio. E poi incoraggia ancora la Chiesa. Leggiamo: per mezzo di Silvano, nostro fedele fratello, come io lo stimo, vi ho scritto brevemente. Cioè sta scrivendo questo fratello Silvano per lui. Alleluia. E cosa dice ancora come messaggio, come esortazione alla Chiesa? Vi attesto che questa dove vi trovate è la vera grazia di Dio. Amen. Se mai puoi dubitare, ma mi trovo nella via giusta, sappi, questa è la vera grazia di Dio. Amen. Amen. Dove ti trovi? Per fede. Questa via che stai seguendo è la via che ci conduce in cielo. Amen. Perché Gesù è la via, Gesù è la verità e Gesù è la vita. Amen. Quindi incoraggiamoci. Alleluia. Grazie a Dio per questo incoraggiamento. La Chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta. Che bello. La Chiesa, una comunità, saluta un'altra comunità.
Dio ci dia grazia per le relazioni, ed incoraggiarci. Gloria a Dio. Dio ci dia grazia di amare tutta la Chiesa. Amen? Amen. Quella nostra locale e anche la Chiesa sparsa per il mondo intero. Addirittura la Chiesa che è in Babilonia. Vi ricordate Babilonia? Un popolo nemico. Ma lì è nata una Chiesa. Gloria a Dio. Amen. Babilonia, babilonesi. Vi ricordate? Entrarono a Gerusalemme, la conquistarono, si portarono i giovani. Ma lì è nata una Chiesa. Gloria a Dio, perché i piani di Dio non sono i nostri piani. E dopo che alcune cose avvengono, non riusciamo a comprendere, ma com'è successo? Dio ha i suoi piani meravigliosi. E il piano di Dio, fratelli e sorelle, sussiste per sempre. Mi ha molto toccato. La Chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta. Così fa Marco. Non so se è figlio di Pietro, ma io credo un figlio spirituale sarà di Pietro. L'Evangelista Marco lo considerava forse come un suo figlio spirituale. Gloria a Dio. Salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore. Pace a voi tutti che siete in Cristo. Si conclude così, con queste parole belle di saluto e di amore. Amiamoci gli uni con gli altri, fratelli. Alleluia, di vera carità. Sapete, uno dei nomi dell'amore è carità, che non è la carità come la intendiamo noi, la carità, fare la carità, è l'espressione dell'amore vero. Dio è carità per noi. Amen? Ha usato carità per noi, ha avuto la carità, amore per noi, amore vero. E noi diciamo grazie, Signore, e del tuo amore, Signore, ancora di quello che abbiamo ricevuto, vogliamo fare dono ad altri. Amen. Alleluia. A Dio sia la lode e la gloria. Spero che il Signore ti abbia incoraggiato. A me ha incoraggiato. Gloria a Dio. La fine di tutte le cose è vicina, quindi vado avanti. Gloria a Dio. Mi dà speranza. Vogliamo alzarci in piedi, chiniamo il nostro capo, gloria a Dio.